Michela Brundu. Per chi penso certe canzoni nella notte, con l'emozione e la ragione che fanno a botte. Per chi canto le mie canzoni certe volte, per non pensare a tutte le cose che vanno storte. Perché non penso al mio presente e al mio futuro e a quel passato ormai lontano non alzo un muro, perché non godo perché non penso al mio presente e al mio futuro e a quel passato ormai lontano non alzo un muro, perché non godo delle risa di un bambino che insegue il cane o mentre gioca a nascondino, perché non rido di quanto è stupida la gente, per quando ha tutto ma dopo un poco non ha più niente. Michela Brundu. Grazie. Io vorrei che poi, in occasione anche di questa canzone, dicesse qualcosa a Maria Luisa, Maria Luisa Congiu, che qualcosa da dire su questa canzone credo ce l'abbiano. Guarda, potrei sembrare di parte, visto che... Anche perché Pasqualino, possiamo dirlo, che tuo marito sì. Sì, io... ormai siamo fuori dal concorso. Quindi... Ormai siete fuori dal concorso, quindi... No, ma fra l'altro Michela è stata con me nel mio spettacolo diverse volte e ne farà ancora parte, insomma qualche volta viene a trovarmi così nei concerti, è una voce, una presenza, è un carattere nei quali comunque credo molto e quindi insomma ho grande fiducia, non è semplice interpretare una canzone nuova, inedita, quindi diciamo qua esce veramente la parte, l'anima di chi la canta e lei ha interpretato benissimo una canzone che peraltro io avevo provato così a casa con Pasqualino perché giustamente c'era bisogno insomma di qualche accorgimento eccetera e serve una voce guida e devo dire che insomma poi sentendola cantare a lei mi ha veramente... Sono d'accordissimo con te Maria Luisa, facciamo un grande applauso a Michela, poi è brava, è bella e brava, è giovane quindi ha tanto veramente
ha tanta strada da fare. Che c'è? Volevi dire qualcosa, Giuliano? Io volevo dire una cosa Sì. su Pasqualino, che tra l'altro è qua e mi fa molto piacere. Pasqualino, alza la mano, così ti vedo. Andiamo da No, Pasqualino. lui non ama molto, lui ama sentire le cose e poi tradurle in parole. Ecco qua, Però Pasqualino. il testo di questa canzone è particolarmente bello perché ha per titolo Eterno Amore ed è quella sensazione che noi proviamo magari una volta solo nella vita, no? Il vero amore, che ci imprigiona per sempre, perché poi in ogni cosa che vediamo o che facciamo dopo cerchiamo di ritrovare quella sensazione e quell'emozione. Tradurre una forza così grande dell'anima in poesia denuncia e ci dà una garanzia per il futuro un autore veramente di talento, Certo. che sta producendo delle voci interessanti che davvero si stanno affacciando bene alla ribalta, anche con una grande emozione, perché Michela stasera è emozionatissima, è una che prova le emozioni quando canta, vuol dire che ha È importante in sé questo, il fiore dell'artista. Quindi un applauso ad entrambi perché hanno fatto una cosa bellissima. Sì, questa canzone mi ha veramente colpito. Un grande applauso per Michela Brundo.